campionato regionale? Beh, questa è la prima volta che la federazione organizza il campionato regionale. In Veneto hanno fatto 4 tappe e siamo stati inclusi anche noi. C'è stata una buona risposta anche da fuori regione. E questo campionato poi finirà la prossima settimana, il weekend prossimo a Roma, con il trofeo delle regioni, e quindi è bello vedere che appunto i ragazzi, nuove generazioni che si mettono in gioco in questo sport che ormai è diventato a livello olimpico, cioè olimpionico. Quanto può essere importante, appunto, hai detto tu stesso, lo skateboard per i ragazzi, per le nuove generazioni? Beh, lo skateboard è uno sport, secondo me, fantastico, sarò di parte, però non è solo uno sport, diciamo, non coinvolge solo dal punto di vista atletico, ma anche come comunità, cioè unisce i ragazzi, non ci sono obiettivi, la crescita è personale, quindi i ragazzi si uniscono e la maggior parte delle volte vengono qua solo per stare in compagnia, e questo è fantastico, insomma, soprattutto per i più giovani che trovano un luogo dove esprimersi, dove potersi esprimere.